Quando Davì si sistemate so chiase, ai dise al profeta Natan: io sono stato una chiesa di cedri, biel che l'archie dal pat dal Signor, ai sistemate so di una tende. Natan ai risponde a David: Fast che tu ti sentis dentro di te, perché Dio è con te. In ta che ste segnot, chiste parole di Dio a plombà su Natan. Va e disi a David mio servidor: tu non tu fasaras gran le chiase che la raia sta. Difat, io non hai mai vude una chiase di can che hai fatto salta fuori Israele dall'Egitto, fin tromai a voi. Io soi passato di una tende in che altre, di un loca che l'altri. Perdut il team che hai camminato insieme con tutto Israele, non hai mai detto a nessuno dai giudici che io avevi ordinato di passi il mio popolo, perciò non mi veso fatte su una chiesa di cedri, per le quali tu diseras al mio famei David: il Signor, Dio dagli schiris, al discussi. Io ti hai chiol che tu eris a passon, quando tu lavis davor dagli pioris, per fatti sorestant dal mio popolo Israele. Hai stat con te perdut la che tu levis, hai splantat davanti di te duccio i tuoi nemici. Ti darai un non grand, che ti metterà qui più grandi dalle tiare. Destinerai un puesto al mio popolo Israele. Lo planterai lì perché si sistemi e che non vedi di vivi mal sicuro, cui trischi che continuino a tibialo come parvieri, come quando hai mituti i giudici a chiaf dal mio popolo Israele. Sbasserai i tuoi nemici e ti faserai gran te. Difatti il Signore ha la intenzione di fatti su una chiase. Quando li to giornadis saranno arrivati al colm, che tu l'aras accompagnati coi tuoi vons, metterai davor di te un tuo discendente, un dei tuoi figli, rinforzerai il suo ream. Lui mi faserà su una chiase e io rinforzerai il suo ream per sempre. Io sarai per lui un pari e lui sarà per me un fi. Non tirerai via di lui le mie grazie come chi le hai tirate via a di quel prima di te. Lo faserai sta per sempre dalle mie chiese, dal mio ream, e le sente sarà salde per sempre. Natan fevelà a David secondo tutti questi paraulis e secondo tutte queste visioni. Allora il re David si presentò davanti al Signore e disse: Cui sono io, Signor Dio, e cese mai le mie chiese che tu mi has menat finché? E come se fos ma se poco per tio voi, Dio, come tu fevelis dalle chiese dal tio famei anche per la vigni. Tu mi has trattato come che si tratta un uomo in grande. Signor Dio, ma se può daresti esontanche mo David dalle tue glorie, tu conosci il tio famei. Signor, per amor dal tio famei, e secondo il tio bon cor, tu has fatte queste vore straordinarie per palesare tutti i tuoi grandi robis. Signor, a non de un che ti stedi al par, e a non de Dio for di te, come chi vinsi in tutto i nostri orelis. E cuiese mai come il tio popolo, Israele, l'unico popolo sulle tiare che Dio ha lelata sfranchialo per fanti il suo popolo e per farsi un non grande e tremendo. Tu has fatto cori i popoli davanti al tio popolo, che tu lo has sfranchiato dall'Egitto. Tu has destinato che il tio popolo Israele al sedi il tio popolo per sempre. Tu, Signor, tu sei stato il loro Dio. Com'ò, Signor, le parole che tu has dite sul tio famei e sulle tue famee, che resti vere per sempre. Fas da vorze che tu has dit, che sedi salt e che doventi grandi il tio non per sempre. Che podin di il Signor, Dio dagli schiris, alle Dio per Israele. Le chiese di David tio famei sarà salde davanti di te. Tu, Dio mio, tu hai spanduto al tio famei l'intenzione di fai su una chiesa, e per questo
il tio famei ha l'avut cor di prea devan di te. Come tu, Signor, tu ses Dio e tu has prometut al tio famei ch'ist ben. Indegniti allora di benedì le chiase dal tio famei, perché resti per sempre devan di te, stant che dut se che tu benedissis tu, alle benedit per in secula.